Allora, rieccoci, ci eravamo fermati, abbiamo iniziato proprio con Venezia, Palazzo Corner Mocenigo, del progetto di Michele Sanmicheli, che peraltro è sede della Guardia di Finanza, quindi un luogo che normalmente non si può assolutamente accedere. No, è appena restaurato, quindi la novità è proprio questa, la bellezza dei suoi affreschi di questo palazzo rinascimentale. Dove si trova? Nel cuore di Venezia? Si trova vicino a San Polo. Vabbè, quindi uno se la gira un pochettino anche l'occasione. Sì. Poi nel territorio sempre di Venezia o a Venezia? Allora, a Venezia la Fondazione Cini, quindi si fa con il battello, si arriva alla Fondazione Cini, e qui quello che posso dire, naturalmente il chiostro, il cenacolo, ma soprattutto la visita al Teatro Verde, che è normalmente chiuso al pubblico ed è stato edificato a partire dal 1952 su progetto degli architetti Vietti e Scatolin. Molto interessante perché finalmente si potrà anche vedere questo edificio contemporaneo. Questo non è su prenotazione? Questo invece non è su prenotazione. E poi, anche questo non a prenotazione, Palazzo Morosini delle Tole, che è un edificio passato alla provincia e oggi sede dell'Istituto Alberghiero Barbarigo. Quindi una scuola, anche questo molto interessante, difficilmente visitabile come sede di scuola, appunto. Perché è utilizzato tuttora come scuola? Assolutamente tutto l'anno, e grazie alla delegazione di Venezia è possibile visitarlo. E poi infine la meravigliosa chiesa di San Nicolò dei Mendicoli, una chiesa rinascimentale situata nell'estrema propaggine della città, una delle tantissime chiese comunque veneziane che voi sapete, quando si entra in una chiesa veneziana si rimane a bocca aperta, perché tra l'affresco, il quadro e la scultura sono delle meraviglie incredibili, e questa anche è una chiesa dove si può andare senza prenotazione. Allora, questa è Venezia. Poi sì. Andiamo a Mirano. A Mirano la chiesa parrocchiale della Natività di Maria, il Duomo di San Michele Arcangelo e Villa Bianchini. Questo è un percorso tiepolesco tra Mirano e Zianigo, quindi la zona vicino a Mirano si fa queste 3 visite, e quindi è molto piacevole, e naturalmente consiglio, le giornate sono 2, sabato e domenica. Domenica l'afflusso è sempre molto numeroso, quindi se qualcuno può andare il sabato forse anche è gratificato e agevolato con una visita più tranquilla, e quindi anche i ciceroni potranno essere al loro meglio e spiegare meglio, perché la domenica c'è sempre moltissima gente. A Chioggia, Palazzo Grassi, che è oggi sede del corso di laurea in biologia marina dell'Università di Padova. Dunque un palazzo normalmente aperto, ma diciamo frequentato soprattutto dagli universitari, e attraverso gli apprendisti ciceroni potrà essere spiegato anche al pubblico. San Donà di Piave, una villa privata, Villa de Faveri, bellissima villa, normalmente aperta per matrimoni, convegni, ristorazione, eccetera. Che tipo di villa è questa? Questa è una villa restaurata, una villa ottocentesca, privata, costruita intorno alla metà dell'Ottocento dal Trisavolo della famiglia de Faveri, una figura molto importante nella storia della bonifica del territorio iesolano di fine secolo, quindi fa parte proprio della storia della cultura cittadina. E quindi non rientra nell'ambito delle consuete ville che non rientra nell'ambito delle consuete ville, è una cosa diversa. È una cosa nuova, sì. E così questa è la zona di Venezia l'abbiamo completata, sì. Passiamo a Verona. A Verona camminiamo sulle tracce del Risorgimento per i 150 anni dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia. Aperto l'arsenale austriaco, che è un po' trascurato, ce l'ha fatto sapere anche la capodelegazione, la dottoressa Anna Maria Conforti, e speriamo anche che l'interesse del pubblico possa
diciamo, sollecitare un intervento delle istituzioni più mirato e più appropriato. Da Verona si passa a Somma Campagna, sempre sulle tracce del Risorgimento, Somma Campagna e Custozza, dove non solo si potrà visitare l'ossario di Custozza, sempre un punto diciamo commovente ed emozionante per la storia del nostro Risorgimento, ma si potranno visitare anche delle ville lì vicino che hanno fatto parte della storia del Risorgimento, e quindi un percorso culturale ma anche storico della nostra storia italiana. E invece a Somma Campagna che cosa si può trovare? A Somma Campagna ci sarà Palazzo Terzi, Ville Mille e una Rosa e Villa Pignatti, perché ci sono molte ville da visitare tra Somma Campagna e Custozza. Sono ville private queste? Sono ville private, quindi infatti si potranno visitare solo l'esterno e solo i giardini, non dentro la villa. Sono abitate, normalmente, certo. Anche le altre, anche quelle di Custozza, quindi? Anche quelle di Custozza. Allora, io adesso salto, passiamo a Padova, così intervalliamo e le diamo spazio abbiamo visto Venezia, abbiamo visto Verona. Cosa c'è a Padova e dintorni? Beh, prima di parlare di Padova e dintorni vorrei ricordare una figura di una persona che ci è mancata recentissimamente. La Rita Voltan era la nostra segretaria, responsabile negli ultimi anni di vari siti. Avrebbe dovuto quest'anno seguire, anzi lo ha seguito fino a che è rimasta in vita, un sito particolare, quello di Roncaiete. È una figura di una donna di una sensibilità unica, straordinaria, di una gentilezza, di una competenza. Era responsabile in Fondazione Cassa di Risparmio dell'organizzazione degli eventi, e una volta messasi in pensione si è messa a disposizione nostra, e ci mancherà tantissimo, ma come ci stiamo ripetendo c'è con noi e resterà dentro, perché il suo modo di agire ha toccato tutti profondamente. Quindi parto proprio da Roncaiete, che è il sito che lei ha curato. Lì c'era quest'opera straordinaria di questo politico che è nella sagrestia della parrocchiale di Roncaiete, politico del maestro di Roncaiete, sconosciuta quasi a tutti, e quindi apriremo la parrocchiale, e accanto alla parrocchiale la famiglia De Lucchi ci apre la propria abitazione, quindi la Villa del Rio, e lì loro l'hanno acquistata abbastanza recentemente, ma un grosso lavoro è stato fatto tra gli storici e le scuole per capire chi era questa famiglia del Rio, che negli anni, nei secoli andati, aveva proprietà che si estendevano da Montagnanese a Città dell'Esero, una famiglia ricchissima che ha caratterizzato la storia. Si pensi che è l'unica proprietà privata all'interno di un contesto di proprietà religiosa, perché tutta quella zona di Roncaiete era o dei Benedettini o della Curia, salvo questa grande proprietà della famiglia del Rio. Però questa è visitabile solo per gli iscritti FAI? No. È aperta a tutti? Questa è aperta a tutti, sì, perché non portandoli al piano superiore, ma portandoli solo al piano terra, riusciamo ad avere una circolazione abbastanza buona, e quindi riusciamo ad aprirla a tutti. Poi gli orari, questi bisogna proprio che li vediate, perché si differenziano in funzione del fatto che quest'anno le giornate FAI coincidono con, tanto per cambiare, con la Domenica delle Palme, quindi per i beni religiosi abbiamo avuto un po' di limitazioni. Mentre Padova città facciamo conoscere la Scoletta del Carmine. Lei dirà, è già nota, sì, ma l'antescoletta, che è una parte affrescata che normalmente è usata a magazzino, non la vede mai nessuno. Quindi noi siamo riusciti con Don Peloso a far visitare sia il chiostro, che è straordinario, ma soprattutto la Scoletta nella sua complessità e interezza, che normalmente si vede sempre la parte, quella dove non è poi aperta tutti i giorni, ma però si può visitare. L'antescoletta non la visita mai nessuno. Quindi è molto particolare. Che cos'è che a lei è piaciuta, entusiasmata? Perché il ciclo di affreschi era completo così, poi post riforma hanno chiuso, hanno tolto parte, perché il racconto della Madonna è fatto sui Vangeli apocrifi, quindi certe parti non dovevano essere viste e conosciute da tutti, quindi una singolarità abbastanza molto interessante. Poi 90 ho già parlato,
E carceri, però a questo punto carceri. La passiamo ai giovani. Certo. Ecco, solo per una curiosità, adesso do subito la parola, i ragazzi, perché sono poi ragazzi che fanno da ciceroni, certo. no? Come si preparano? Questa è un po' la curiosità di tutti. Un bel lavorio. Scusi, trascuravo il fatto che, per esempio, sabato ci sono anche degli intermezzi di poesia a Villa Todeschini con l'attore Paolo Caporello e intermezzi musicali nel pomeriggio sempre, quindi tendiamo sempre a trasformare dove è possibile, ovviamente non nelle chiese, certo. Interventi teatrali, riusciamo a piazzarli non bene. Ecco lì come si organizza i ragazzi delle scuole. È un lavoro che inizia già a giugno per noi. Noi a giugno abbiamo già individuato i beni, abbiamo già gli accordi con le famiglie e vengono presentate alle scuole della provincia di Padova i luoghi che noi apriremo nell'anno successivo. Su questo inizia un lavoro già dall'inizio dell'anno scolastico con storici che tengono lezioni, con visite e simulazioni in luogo, con lezioni di, come dire, presentarsi in pubblico. Questa è una cosa che ai ragazzi fa molto piacere perché imparano anche a rapportarsi con un pubblico adulto e gli può essere anche utile per quando saranno interrogati a trovare un modo di rapportarsi con gli insegnanti diverso da quello che è di subalternità normale. Però poi hanno un testo su cui si loro preparano, hanno dei testi che scritto da loro molte volte. Molte ricerche vengono condotte anche da loro, non sempre, vengono comunque supportati sempre da uno storico. Mi corre l'obbligo di ricordare il nostro storico che tutte le situazioni in cui mancasse qualcuno sopperisce, che è Claudio Grandis, è uno storico noto in provincia ed è a nostra disposizione. Quando in un sito non sappiamo come togliere una storia dal buco, arriva lui e ce la costruisce. Ed è sempre grandemente disponibile con noi. Quindi diciamo che le informazioni che vengono date in occasione di queste aperture da questi ragazzi, a cui è bene non chiedere altro perché sennò poveretti li si mettono anche in difficoltà ovviamente, perché non sono guide, insomma così, però sono informazioni che vengono da un'attività complessa, sì, quindi sì. Non una fonte unica, non il classico libro di testo. Sono più fonti e più soggetti, per esempio Villa Todeschini sono stati i proprietari stessi aiutati da Claudio Grandis, quindi è stato un doppio lavoro. Villa De Lucchi addirittura la proprietaria si è resa disponibile assieme a altri due storici che hanno raccontato altre parti col supporto sempre di Claudio Grandis, quindi sono state praticamente 4 lezioni di storia che hanno ascoltato, che poi hanno fatto proprio, e nel caso di Roncaiete sarà il Tito Livio che ci accompagnerà per tutte e 2 le giornate, quindi c'è poi un lavoro che viene fatto nella scuola. Devo ricordare il nome di Alessandra Possamai, che è l'insegnante, che ormai ci accompagna da moltissimi anni e lo fa con una grande passione ed raggiunge sempre degli ottimi risultati. Le scuole sono trasversali, quindi non è che sia l'istituto classico anziché artistico, assolutamente eccetera. No, è l'adesione no. del preside, del dirigente del programma formativo. Adesso okay. Io potrei anche leggervi tutte le scuole, ma... No, proprio la curiosità, perché dietro le quinte uno vede la presentazione, vede il bene, che è molto importante. A settembre entra a far parte di quello che chiamano il piano dell'offerta formativa del POF, quindi entra questo progetto e sempre di più abbiamo l'imbarazzo di dover ampliare le proposte, perché altrimenti non riusciremo a mettere tutti i ragazzi a raccontare quindi siete e quest'anno sono 400. Non è poca cosa. Un altro numero, i volontari che si turnano nell'arco delle 2 giornate sono 200 persone. Quindi non sembra, ma poi chi visita magari trova qualcosa che non funziona. In realtà c'è un grosso lavoro organizzativo che parte già, e io ho già in mente i beni del prossimo anno, perché abbiamo già contatti con vari beni che si propongono, che vorremmo aprire nel 2017. Potrei dare anche l'anticipo, ma è troppo presto. Per forse. far aprire un bene, se uno è in possesso di una casa, di una villa, di un qualcosa, di un sito che reputa possa essere interessante e vorrebbe aprirlo al FAI, cosa deve fare? Mettersi a contatto con voi? Mettersi in contatto con la delegazione di Padova, c'è un sito, delegazione Padova, @fondambiente.it, e si propone. Perfetto. Poi noi facciamo il nostro, diciamo, incontro, valutazione, perché dipende anche poi molto dalla logistica. Certi beni sarebbero straordinari ma sono invisitabili per problemi di accessibilità. Io devo pensare che in questa giornata avremo
ragionevolmente 7-8 mila persone che si muovono. Quindi se io mi ritrovo con una ressa in luoghi pericolosi, a volte abbiamo dovuto rinunciare a delle chicche, oppure limitare, come stiamo facendo da alcuni anni, solo gli iscritti FAI, e allora gli iscritti FAI hanno già un'attenzione diversa e hanno anche un controllo. Poi abbiamo ovviamente il supporto dell'Associazione Nazionale Alpini, l'ANA, che ci accompagna a far sicurezza, e della Protezione Civile. Però sono assicurati tutti i beni, i ragazzi sono tutti assicurati, però certi beni diventano difficilmente gestibili e li dobbiamo rinunciare a volte a delle... È peccato per altra parte. Sì, ma non è un peccato per la giornata FAI, per noi sono opportunità per visitarle in altri momenti come iscritti FAI. Ecco, quindi questo è importante anche ricordarlo. Sì. Ci portiamo dove allora invece? Ecco, il FAI Giovani di Padova si occupa di un'apertura e in particolare si occupa dell'abbazia di Carceri. Questa abbazia si trova nella bassa padovana e trova le sue origini nell'anno 1000 e il suo massimo splendore attorno al 1400. Molto interessante l'atmosfera che si può vivere all'interno dell'abbazia. E poi, che non è normalmente visitabile, quindi. Allora, sì, l'abbazia non è visitabile per il pubblico, però comunque è utilizzata. Difatti una particolarità che abbiamo trovato quando abbiamo affrontato, diciamo, il creare, diciamo, le giornate FAI lì all'interno, abbiamo trovato che innanzitutto non è un'anteprima per il FAI, perché già 20 anni fa è stata aperta al pubblico. 20 anni fa era stata aperta al pubblico dal FAI ed era in una situazione veramente gravosa, era in situazione di crollo. Dopodiché la giornata FAI ha portato i riflettori, il FAI poi ha solo acceso, diciamo così, i riflettori, ma il movimento che si è attivato poi successivamente a questa giornata fa sì oggi, dopo 20 anni, di ritrovarla in una situazione, insomma, abbastanza ottimale, e si è trasformata in un incubatore culturale. Lì all'interno abbiamo trovato che ha sede molte associazioni culturali della zona, come l'Associazione Devota e Affettuosa, Teatrando, gli Scout e molti altre. In particolare con Devota e Affettuosa e Teatrando siamo andati a creare delle iniziative collaterali, dove il sabato nel tardo pomeriggio Teatrando metterà insieme in scena le Bacanti di Euripide, mentre Devota e Affettuosa domenica sera alle 21 ci sarà un concerto, il Cantico dei Cantici. Quindi anche degli eventi, insomma, all'interno, nell'ambito dell'evento, insomma, dell'apertura. Esatto, l'altra particolarità che ci tengo a dire è che il sito l'apertura è stata creata per essere bike friendly, quindi amici dei ciclisti. Quella zona particolare della provincia di Padova è una zona molto bella da poter usufruire con un turismo lento, quindi in bicicletta, camminate e via di seguito. Quindi abbiamo fatto sì che il sito, per chi ci raggiungerà in bici o vorrà partire da lì con la bici, visitando per prima Carceri e poi i dintorni con altre interessanti chicche, abbiamo fatto sì che possa essere appunto su misura per i ciclisti. Quindi perché nei dintorni di Carceri c'è qualcos'altro che si può vedere? Sì, c'è tutto il paesaggio che si può vedere, e poi lì proprio abbiamo creato una piccola guida con i percorsi che in bici si possono fare. Bellissimo anche questo, dai. Allora, torniamo tra pochi secondi, pubblicità.